Buonasera a tutti, visti TV, it novità di oggi, dia 27 del mese di marzo 2026. Scusate proerisi, ma non è possibile, più impegnato nell'altra cosa che non potevo lasciare, va degli schittese che questa cosa si ha che hanno ipoteti, insomma, ecco, e quindi come bisogna, oggi la chiuso. Bene, entriamo diretto in argomento e cominciamo da essa dia, come si presenta di voi, Baccarchino che è impostata in palasa de soscucuroso, ma Zaida è illuminata un sole debile, non schiset un sole potentissimo, ma comunque sia un sole bestia in tutto Zaida. Ecco qua una macchina alta dai Prusacurzu. Andiamo da innanzi, oggi è dire che Napoli, a che grado di temperatura massima, 3 gradi la minima, mese coculato, narati, no, che viene da Sasunne, che poi verso la mezzodì è una carchi gottiu di abba, e poi a Saldua in poi torna mese coculato, a quest'ora mi pare che quasi spalazzato su tutto, però insomma lo Saravallo naracuste e questo Bolsonanne. Crasa sabato, 3 gradi al massimo, batto il grado al minimo, il spalazzato viene da Sasunne che dai mezzodì in poi un pacco coculato, mese coculato. Bene, andiamo ad innanzi, siamo due stoccamento del dolo, il primo è a 90 batteranno si incalmorta Grassella de Logo, De Brigliotti, Gattia de Mattedda, Oronesu, mamma de Maria Antonietta, si interroga a Stoie che è Napora, a 27 a Sastrese in Sacreia de Santo Iogli, condolenze e pazienza, sa famiglia tutto da parte dei Vizi TV. La figlia Maria Antonietta con Gian Antonio adorato i nipoti e quindi i funerali avranno luogo venerdì 27 alle ore 15 nella chiesa di San Giorgio Martire. Bene, a tenuto toccamento e dolo, in Olbias, in che è morta Giuliana Preiata, Gattia de Logo, del Salvatore del Peppe Lenai, mamma di Giuseppe e Ciriaco. Sinterro e storia che Napoli 27 in Bizzi, Assa, a ora adesso battere e mesa, la schimbe manco un quarto, a pusti dessa missa che si narra in Olbia, a ora adesso Strese, e sa basilica de Santus in Pricche. Condolenze alle pazienze, a sa famiglia tutto da parte di Bizzi TV. Quindi a Bizzi hanno arrivare su Camposanto direttamente verso Salbattere e mesa. Kimbe manco un quarto e invece no che ha un stoccamento è bello Donex smurza dono a tutto il mastol d'arte artigiano sabato 28 di marzo buono proe a tutto cumbita tutto canto viene da BCTV però insomma io ho sempre invitato a questo servizio. Bene, andiamo sul giornale, no, però sul giornale abbiamo a lo stoccamento, e come mai non me l'ho già caricato, gli dimmo un pacco, magari mica l'ho rapposto in fondo, in carchilocco, forse sì no, ecco qua, sì, longevità oggi, aggiunge le vita agli anni, e storie che Napoli 27 di marzo a Salvatore e quarto, in auditorium biblioteca Satta numero
chi è organizzata a Lion Club, Mario Bitti, presidente Lions Club, numero Valverde, moderata a Reventu, Antonella Calvisi, direttrice sanitaria ASL numero 3. Bisemo total 2 Bizzicheso. Poi abbiamo sempre allora appuntamento este questo il gallo tempo dai su 3 che sono del 9 di aprile primavera al parco di Tepilora organizzata Sardegna esperienze qua da tour che ne agriturismo Ertila, cioè un bello giro spantoso, insomma, poi spantoso questo poi quando si ghirata può mannicare in sa agriturismo Ertila a Musatteros Eventos. Allora questo non besproso questi scali eccetera da essa morte a sa resurrezione organizzata su gruppo Padre Salvatore Carzedda paraula scanto e mastire può dare del pattimento di Gesù a Pompianna su Munno de Oie e a Saida nostra a bere su evento su Probano Don Totoni Cossu e poi da scanto sono Armonico Bizzichesu Giovanni Farre poi Besu Coru Padre Salvatore Carzedda solistas Grazia Belle Bacchisio Piras musicas de Bustiano De Lai commentos originales in limba e in italiano Bizzi sabato 28 Creia de Santuiogli a Sassese Mesa de Zero Bisemosu perfetto. Andiamo da innanzi, no, questo l'abbiamo già fatto e torniamo invece sul giornale. Ecco qua, torniamo un attimo, ecco, prima pagina della nuova Sardegna, troppe armi e droga cambia la criminalità. Ovviamente se la criminalità sarda diminuiscono gli omicidi, aumenta la violenza urbana, l'isola dei banditi era un cliché. Ora la criminalità è colonizzata. Bene il referendum, ora in regione serve più unità. Questo è il suo segretario Silvio Lai del PD. Anche Gasparri lascia scelta mia al posto suo Craxi, vertice tra Todde e sindacati, timida intesa sulla sanità. L'Italia piega l'Irlanda del Nord, cioè ha vinto l'Italia, tutti gli italiani non essere scontenti. Unione Sarda, prima pagina, il PD sardo alle grandi manovre. Oggi direzione regionale a Oristano, sul tavolo i nuovi equilibri di giunta, ma non queremo nulla. Per l'Italia buona la prima, battuta l'Irlanda 2-0, azzurri martedì in finale con la Bosnia. Arrivano i bus a idrogeno, zero emissioni e costi più bassi. Neanche a Torade a bere l'assidrogeno. Roma e Milano, via il nuovo modello, si intende di continuità aerea. Sul ponte di ferro un cantiere incubo, questo è su Sarra, questo ponte che devi annaconzare. Una scuola all'altezza di ET, Lula. Lettera aperta dell'associazione Einstein Generation a ministri e regione, corsi multilingue, laboratori e un ponte con i centri di ricerca. La Sardegna ha grandi potenzialità, costruiamo una scuola all'altezza del futuro. L'appello è nella lettera rivolta ai parlamentari sardi, ai ministri dell'istruzione e dell'università, alla Presidente della Regione, ai vertici della provincia e al Sindaco di Nuoro. Non chiediamo di conservare l'esistente, ma di costruire il futuro, sottolineano i firmatari con un occhio alle T e alle prospettive di Sosenato. L'appello arriva dai soci fondatori dell'associazione Einstein Telescope Generation. Il futuro della cultura, STEM e scale in Sardegna. Alessandro Arrabitto, Fabrizio Botto, Antonio Brunetti,
Donatella Carboni, Dario Mabeddu, Carlo Pensavalle, Gian Nicola Cabizza, Nazario Porcu, Salvatore Fadda, Gian Patrizio Melis e Paolo De Muro. Questo sono scomponenti di questa associazione. La potenzialità: la Sardegna è una regione che per caratteristiche ambientali, disponibilità di spazi, qualità della vita e potenzialità di sviluppo sostenibile può ambire a diventare un polo scientifico e culturale del Mediterraneo e in Europa, riporta la lettera che spiega. In questo quadro il ridimensionamento della rete scolastica rischia di produrre un effetto opposto a quello necessario: indebolire la prima infrastruttura strategica di un territorio nel momento in cui servirebbe rafforzarla. Da qui la richiesta che le decisioni sul dimensionamento in Sardegna siano accompagnate da una visione di medio-lungo periodo e da misure coerenti con le ambizioni del territorio. La proposta: l'associazione sollecita un piano pluriennale per la scuola sarda collegato agli obiettivi di sviluppo regionale, ricerca e innovazione, investimenti in laboratori e ambienti didattici moderni, con dotazioni adeguate per STEM scale, social science, STEM scale, un ente social, sciences, communication, studies, arts, lab, economics, vabbè, questo in inglese funziona di sicuro. Competenze digitali e creatività, connessioni strutturate tra scuole, università e centri di ricerca. PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di qualità, progetti condivisi e valorizzazione dei talenti. E poi l'apertura internazionale, potenziando lingue, scambi, reti europee e opportunità per studenti e docenti. E tutta questa cosa l'aspettini non si comprende da chi è. Assunzioni a Forestas, la spinta dei sindacati, la Pettini hanno fatto l'appello a Regione, Ministro e Provincia. Assunzione a Forestas, la spinta dei sindacati, questo insorgono, cresce la protesta attorno al piano di assunzioni Forestas, decine di comuni si mobilitano e chiedono lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, cioè praticamente è successo. Forestas ha dato una maniera nuova di assumere, che secondo me è proprio rapul giusta, che in base a sorrettere, in base a suvato canto il binaggia assunto, si superano un assunto d'un 50 etero, d'un 20 etero, eccetera. No, non bintrano a questo comune che ne chiedono un assunto in base a sal graduatoria che bisogna già ha scompreso. E quindi in visti praticamente abbiamo un assunto di 80 etero, mi pare una cosa sul genere. In Orgosolo è nata uno di 20 etero. Oh, yeah. Un ambulatorio per talassemici, la SL amplia il pacchetto servizi. La nuova struttura è inserita nella piattaforma dell'ospedale San Francesco, una buona cosa questa. La SL3 avvia un nuovo ambulatorio dedicato alla gestione e cura dei pazienti talassemici all'interno della piattaforma ambulatoriale dell'ospedale San Francesco, diretta da Gianluca Doa. La novità del servizio è che è inserito in un contesto che favorisce l'approccio multidisciplinare, visto che nella stessa piattaforma, coordinata dall'incarico di funzione organizzativa Francesco Tuvoni, convivono le altre attività specialistiche consolidate, tra cui neurologia, cardiologia, medicina interna, proprio per consentire una presa in carico del paziente in un'ottica di gestione integrata e multidisciplinare della talassemia, spesso aggravata dalla coesistenza di più patologie e disturbi, cioè quindi praticamente
la talassemia è inserita in un contesto che ne disturbo lo possibile post-talassemicolo. Una scuola bilingue innovativa con vista sull'Einstein Telescope, l'appello di un'associazione di nuoresi alle istituzioni del territorio. Soci fondatori dell'associazione Einstein Telescope Generation, il futuro della scuola STEM e scale. In Sardegna, Alessandro, Arrabito, eccetera, eccetera, riteniamo che sia giunto il momento non più rinviabile di investire con decisione nella costruzione di una scuola e una formazione orientata al futuro, soprattutto in un triennio che deve prepararsi ad affrontare in modo adeguato le sfide della formazione delle nuove generazioni. Scrivono: come è possibile pensare di accogliere i figli dei futuri operatori scientifici e tecnici nell'interferometro Einstein Telescope provenienti da altri paesi senza una scuola che sia almeno bilingue? Oh yeah, vabbè. Bilingue naturalmente in italiano e inglese. Il sopramonte diventa albergo diffuso, arrivano i Quiles a 5 stelle. Vabbè. Dopo il recupero, l'antico insediamento dei pastori diventa residenza turistica a 5 stelle. Nel cuore selvaggio del sopramonte prende forma un nuovo tassello dell'ospitalità sostenibile che con un po' di fantasia può essere firmata Quiles a 5 stelle. In concomitanza con le festività di Pasqua ci sarà la riapertura con i lavori di ristrutturazione che sono appena ultimati. Il rinato Quile nasce da un atteso lavoro di ricostruzione che ha restituito vita ad un antico insediamento pastorale immerso nella natura incontaminata. La struttura sorge in un piano che fino a poco tempo fa era noto per la presenza adesso guturdoso, uccelli rapaci, gurtuglio, insomma, è mancato una R, no, questo è gurturdoso. Uccelli rapaci considerati un tempo tra i principali nemici dei pastori, al pari degli abbigiatari, ovvero i ladri di bestiame. Oggi quello stesso luogo si trasforma in uno spazio di accoglienza autentico, quello dove il forestiero era sempre il benvenuto. Vabbè. Quindi vamos, Quiles a 5 stelle. L'IA, intelligenza artificiale, riporta in vita il premio Nobel. L'ISRE ridà voce a Grazia Deledda. Il video realizzato da Inocche ricostruisce l'Atene sarda dei primi del Novecento, cioè questo lo permette ovviamente l'intelligenza artificiale. A 100 anni di distanza dal conferimento del premio Nobel alla letteratura, la scrittrice Grazia Deledda riprende vita grazie all'intelligenza artificiale. Per la prima volta, grazie al progetto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE, la donna più rivoluzionaria di Sant'Opredo, grazie alla voce narrante di Marisa Serra, torna in carne ed ossa tra la sua gente e in quella Nuoro che ha ispirato la maggior parte della sua produzione letteraria. Nell'ambito della celebrazione delle Diane, dunque, l'Istituto Etnografico registra un altro grande risultato in termini di consensi. Il video, infatti, a appena 24 ore dalla sua pubblicazione sui canali social istituzionali, ha già superato 15.000 visualizzazioni, oltre ad un nuovo record di condivisioni. Noi non ve l'ha pubblicato, se non bollaia a Twitter. E comunque lo Kirko. Nuoro, Nuova Sardegna, la morte in corsia, il caso è chiuso, la Cassazione rigetta il ricorso. Francesca De Buggias era deceduta nel 2017 a causa di un'ischemia. I familiari, ora un esposto all'ordine dei medici e alla Corte europea, cioè non si arrennene.
Allora, no che poi vamos, è accusato di interruzione di pubblico servizio, schedari e cartelle spariti dal reparto, chirurgo plastico al processo è proseguito davanti al giudice monocratico Filippo Orani il processo che vede sul banco degli imputati un chirurgo plastico all'epoca dei fatti al lavoro al San Francesco di Nuoro, accusato di interruzione di servizio pubblico. Franco Salis, difeso dall'avvocato Milena Patteri, era presente in aula. Per l'azienda sanitaria locale che si è costituita parte civile c'era l'avvocato Lorenzo Soro. Secondo l'accusa sostenuta dal pubblico ministero, Francesca Pala, lo specialista il 6 settembre 2020 aveva interrotto la regolarità di un servizio pubblico in quanto si era appropriato di un'agenda contenente turni ambulatoriali nominativi di pazienti relativi contatti telefonici, nonché 4 schedari con all'interno documentazione sanitaria contenente dati sensibili e riferibili a pazienti del reparto di chirurgia già in lista d'attesa per gli interventi, quindi sconta tagliataisse a mente sua. Centro diurno della SL alle finali nazionali. Per il secondo anno consecutivo la squadra del centro diurno ASL 3 di Nuoro conquista il titolo di campione regionale nel campionato di calcio A7 promosso da FIGC, Divisione Calcio Paralimpico. La competizione si è svolta presso il centro federale Zarodia di Oristano. Ne vediamo scontento. Giocano a pallone, di Speremaschi e giocano bene pure chi Salziringas. Provincia, via libera del Consiglio al documento contabile da 65 milioni di euro. Presidente Ciccolini, l'assessore Lai, il bilancio punta sulla viabilità ed edilizia scolastica. Va bene. Numero, l'ex sede ASL donata ad Ares e scontro, questa è una questione che riguarda sul comune, la sfida delle imprenditrici agricole, l'assemblea territoriale delle donne Coldiretti, parola d'ordine, concessioni tra imprese, territori, comunità e soprattutto tra donne, da cui riparte il percorso delle donne Coldiretti, protagonisti a Nuoro del secondo incontro territoriale. Nella cornice dello spazio Ilisso, decine di imprenditrici agricole si sono ritrovate per condividere esperienze e costruire sinergie e rafforzare una rete sempre più solida. Complimenti. Complimenti. Andiamo da innanzi. Nell'isola arrivano i bus a idrogeno. Il futuro è già qui. Cagliari, terza città in Italia a introdurre i mezzi green. Questo non la sapata. Perfettamente, di accordo. Campolargo, questa è Unione Sarda, dopo il voto in Sardegna risale la tensione. Oggi la direzione del PD, segreterie nazionali, al lavoro per ricucire, insomma, che non succeda a Maretta, in modo tale che poi anche si accorda a livello italiano, insomma, cambiamo però maniera, mi sono dimenticato la cambiare, scusate, ma mi lascio piccare da Sanremo e voi non vedete solo l'articolo che è un troppo minore. Oggi la direzione del PD, segreteria nazionale, lavoro per ricucire. La sentenza sulla decadenza ha spostato in avanti la lancetta delle elezioni regionali. L'esito del referendum ha acceso il faro sulle politiche in programma a ottobre del prossimo anno o forse prima. In Sardegna la questione interessa soprattutto il centro-sinistra al governo. Alcuni assessori e consiglieri regionali sono già in rampa di lancio per il Parlamento. Gli effetti della vittoria del no sulle politiche anticipate o meno, con o senza le primarie,
Conte Schlein saranno oggetto di discussione nella direzione del PD, in programma oggi ad Oristano alle 17, nella sede del partito in via Canepa. Il centro-sinistra è alla ricerca di una rivalsa mentre si profilano nuove opportunità per approdare in Parlamento e quindi si sono preparando, penso, Meloni, Comandini, eccetera, eccetera. Andiamo da innanzi. Sanità, la ricetta ancora non si trova manco l'assessore. Durante, adesso CGL, narrata ora un cambio di passo. Ledda, Cils, troppe criticità, Murru, Will, serve personale. Confronto regione-sindacati, fumata grigia. Tode, risultati incoraggianti, e beh certo, anch'io che sono scorro dai buzzate. Si registra qualche passo avanti, ma risultati degni di nota sono ancora tutti da raggiungere. L'incontro di ieri tra la Presidente della Regione e assessora alla sanità Alessandra Todde e i sindacati, nel calendario previsto dal protocollo d'intesa siglato il 4 agosto 2025, è stato utile certamente per mantenere aperto il dialogo, ma forse CGL, CILS e UIL speravano in qualcosa di più rispetto all'elenco di numeri e delibere. Le reazioni: un incontro dal carattere interlocutorio e non pienamente soddisfacente, ha detto il segretario della CILS Fausto Durante. Secondo quanto affermato, sembra che ci siano timidi segnali di miglioramento del quadro generale, ma non tali da modificare il nostro giudizio. Occorre uno scatto in avanti e un cambio di passo nella gestione della sanità. La nostra mobilitazione resta, cioè che sono vestito, insomma, non contento. Metallo per le armi di Israele, container bloccati a Cagliari. Materiali simili a quelli dell'artiglieria utilizzata a Gaza. Dopo l'ispezione su un cargo del Porto Canale, 11 container che viaggiavano a bordo del cargo Mac Vega sono stati bloccati al porto di Cagliari dopo un'ispezione condotta dalla Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. I controlli sono scattati a seguito di una dettagliata segnalazione. Su quella nave, stando ad una denuncia di No Harbor for Genocide rilanciata dal Comitato Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni pro-Palestina, viaggia un carico di metallo dual use destinato a Israele. La stessa tipologia di materiale è impiegata per la produzione di proiettili di artiglieria utilizzati sulla striscia di Gaza. Armi alla fine 8 container della stessa spedizione partita da uno stabilimento in India erano già stati fermati a Gioia Tauro. L'allert del ministro: i militari sono entrati in azione al porto di Cagliari sulla base di un'informativa della UAMA, Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento del Ministero degli Esteri. Gli specialisti dei vigili del fuoco del nucleo NBER hanno verificato che all'interno dei container non ci fossero elementi pericolosi e i container fossero stati aperti. Ed è scattato il fermo in attesa di ulteriori accertamenti eventuali, cioè per eventuali violazioni sul trasporto di armamenti, ancora tutte da verificare. E va bene. Ebbene, che l'uvirmene e las armas si la saccano tante maxi piantagioni, meno biodiversità, più paura. La sociologa Mazzette, rapporti certi con le mafie, cioè ok, vabbè, ai danni di un argomento un pacchetto anneoso.
Professoressa Mazzette, il mercato delle droghe è il vero filo conduttore tra vecchie e nuove criminalità nell'isola? Sì, è stato un momento di svolta della criminalità sarda, dalle forme, diciamo così, tradizionali a quelle che si inseriscono pienamente in processi criminali nazionali ed europei. Come osservatorio lo abbiamo analizzato almeno 10 anni fa. I traffici di stupefacenti stanno cambiando l'isola a partire dalle maxi piantagioni. Ci sono almeno due effetti innescati dal mercato delle droghe. Il primo è l'alterazione fisica in ambito rurale e lo dobbiamo alla coltivazione del cannabis. Mette in pericolo la biodiversità, poi l'alterazione del contesto urbano, cambiano parchi, vie, interi quartieri ed è una forma di violenza. In realtà c'è un terzo effetto, la violenza diretta data dalle vittime di queste droghe. Ce ne accorgiamo a posteriori, così come di una strada non più percorribile perché pericolosa o di una campagna senza più frutteti e campi di grano, cioè praticamente è scambiato tutto questa coltivazione renne de pruso. Parla di violenza, il fenomeno del momento nazionale e sardo è quello delle baby gang. C'è una spiegazione? Tutti i rapporti ci raccontano un fenomeno in crescita, non ci sono ancora dati ma indagini. Emerge una violenza giovanile per lo più senza motivi, improvvisa, e questo crea inquietudine, ma non è inasprendo le pene che riusciamo a risolvere il problema. Intanto bisogna capirlo e noi di questa generazione non sappiamo davvero niente. Gli omicidi nell'isola sono calati, ma è un aspetto della criminalità che rimane spesso legato ad alcuni territori. Sono diminuiti, ma continuiamo a rilevare una anomalia nella zona centro-orientale. Ci spinge a parlare di dualismo la criminalità fisiologica che si lega alle altre esperienze delle regioni del centro-nord. Escludiamo qui gli omicidi di stampo mafioso e una criminalità che sembra ancora alle tradizioni. Insomma, si comprende a metà bene. Ho la polizia male ieri. Armi, droga e violenza, il crimine cambia volto. Meno omicidi, ma spesso si uccide per risse o futili motivi. Nell'isola cresce il numero di pistole, fucili e Kalashnikov. Assalti in stile militare con scenari da film. I blitz ai blindati sulla 131 fanno scuola. Sara Spanu narra comandi molto ben equipaggiati e una crescente spettacolarità. Il fattore mediatico vuole la sua parte. L'osservatorio Oskrin, nelle pagine del libro A che punto è la notte, che riprende Amleto per chiedersi a che punto sia la criminalità nell'isola, non può non dedicare ampio spazio agli assalti armati. Sono diventate copertine emblematiche di questi ultimi anni, scenari da guerra, prima che la guerra vera e propria si affacciasse stabilmente negli schermi dei cellulari. Sulla 131 furgoni con le gomme bucate, vetture messe alle fiamme come diversivo, ladri con passamontagna e AK-47, fuori di proiettili sul parabrezza delle auto dei carabinieri, spettacolo e paura. L'osservatorio, che cita molte pagine della Nuova Sardegna per unire le fredde cifre, le testimonianze, le cronache, analizza anche i pochi materiali, in questa la pagina non me la cara leggere perché
vertice, toglie sindacati, timida intesa sulla sanità. Questa è stessa Nuova Sardegna, la voglio adesso questo articolo. E Sa Nuova. A CGL si dice poco soddisfatta. Apertura dalla CILS alla UIL. Società unica degli aeroporti, botta e risposta a Truth Todde. Fateci vedere le carte, nessuna operazione nascosta, gli risponde Todde, per anche te lo video stasera. Botta e risposta sulla integrazione industriale degli aeroporti sardi tra il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Paolo Truzzu e la Presidente Todde. In una nota Truzzu precisa che la Presidente e la sua giunta continuano a lavorare nel silenzio e nell'ombra più totale, senza condividere con i consiglieri regionali il loro operato. Lo studio e l'accordo approvati in giunta devono essere messi a disposizione del Consiglio, perché qualunque cosa si stia facendo non può avvenire in barba al popolo sardo e ai suoi rappresentanti. Chiediamo di conoscere tutti gli atti nella piena trasparenza ed ho già inoltrato una lettera alla Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e all'assessore Barbara Manca affinché venga subito messo a disposizione di tutti i consiglieri lo studio e il conseguente documento approvato dalla Giunta. Lo studio doveva essere consegnato già a gennaio. Todde replica con nettezza: nessuna privatizzazione, nessuna svendita, nessuna operazione nascosta, solo interesse per la Sardegna e i sardi, e chi lo decide se questo interesse o no. Il progetto punta a creare una rete aeroportuale sarda riconosciuta a livello nazionale, capace di integrare gli scali di Cagliari, Olbia ed Alghero in un coordinamento unico. Tale sistema mira ad operare come un'infrastruttura unitaria, migliorando la competitività, ottimizzando i flussi turistici e garantendo uno sviluppo economico e sostenibile. E stanno a chi te adesso spapilano. Rielgai. E te problema al batta, Rielgai vantaggioso. L'isola dei banditi era un cliché, ora la criminalità è colonizzata. In questa pagina che bitti di fronte a satira, che ha mollesso, in dove vai da Mazzette. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconta i grandi misteri e gli anni della anonima Mele e i Vinci, dietro il mostro di Firenze, mai creduto alla pista sarda. Un bello libro di sicuro questo è Legere, ma viene a articolo però come non batora. Il no non è solo centrosinistra, il no non è solo centrosinistra, cioè sul referendum. Nella giunta serve una fase 2. Il segretario del PD, Silvio Lai, parla dopo il referendum, è sentenza della decadenza. In questi mesi qualche difficoltà ma nessuna crisi, la sanità tema principale. Meno male che qualcuno rabbizzata, chi sono sul referendum non è solo centro-sinistra, ma pa che te si illudere. Gli USA pronti ad invadere l'isola iraniana del petrolio, come abbiamo scolato, assa politica internazionale. Su Karg è stesa questa famosa isola iraniana, mire di Washington. Teheran risponde con centinaia di mine. I contratti tra Washington e Teheran ci sono, confermati da entrambe le parti, ma al giorno 27 della guerra i messaggi sono e restano contrastanti, lasciando aperto ogni scenario tra gli ultimatum di Trump e lo spettro dell'invasione di Karg, l'isola petrolifera iraniana strategica nel Golfo. Donald Trump mostra infatti ancora una volta i muscoli e parla di un Iran che sta implorando di raggiungere un accordo senza togliere dal tavolo la pistola fumante di un attacco massiccio. Saremo il loro peggior incubo e prendere il controllo del greggio degli Ayatollah resta un'opzione, come dimostra il lavoro del Pentagono e del Comando Centrale dell'Esercito USA in Medio Oriente, impegnato a mettere a punto i piani militari per il colpo finale. Oia, che la stiamo esponendo male. Ucciso l'ammiraglio dei Pasdaran.
Tangiri aveva un ruolo centrale nel blocco dello stretto. Eliminated si allunga la lista dei vertici militari iraniani uccisi da Israele nel conflitto in corso da quasi un mese. L'ultimo nome è quello di Ali Reza Tangiri, comandante della Marina dei Pasdaran, colpito in un attacco mirato dell'IDF, che rappresenta un nuovo duro colpo per la Repubblica Islamica. Con la sua morte Teheran perde infatti non solo un alto ufficiale delle guardie rivoluzionarie, ma una figura centrale nel controllo strategico dello stretto di Hormuz. Oh yeah. Trump in pressione sull'Iran, accordo subito o sarà tardi. Tra minacce e apertura proseguono i colloqui indiretti, 10 navi passano a Hormuz, riflettori puntati sull'isola di Karg, dove Teheran avrebbe rafforzato le difese. E che in questo abbiamo finito, sitte nuove radeoie e tancamus tutto, chissà sigla di tancatura e chissà musichetta. Ecco. Non abbiamo un saluto, lo è buonadie, quindi diamo il buonadì a tutti, insomma, stessi. E gli scritte no, che chi ascolta tra poco di scrivere qualche cosa, no? Vabbè. A mentre vedere di buona tutto dai BC TV adiosu e menzosu a casa.